Ci siamo in acqua con la prima serie 200 rana ragazzi maschi, dopodiché passeremo alla categoria assoluti, 3 serie femminili e 2 serie maschili. Per la terza serie femminile sono ai blocchi in 2 Nicole Bonizzato, Team Sport Isola, in 3 Giulia Violato, Padova Nuoto, in 4 Silvia Erbesato, Fondazione Bentegodi, 5 Federica Franceschetti, Padova Nuoto, in 6 Chiara Savianna, Idros, e in 7 Desiree Viola, Piave Nuoto. Miglior passaggio quello di Paolo Casari in seconda corsia, 32-34, Marco Bedon 32-47, questi i tempi ai 50 metri, ma siamo ormai già alla virata di metà gara. Vediamo il passaggio ai 100 metri con Alex Modenese che dalla quarta corsia risale in prima posizione, 1:09:78, 36-92 suoi secondi 50 metri. Paolo Casari 1:09:85, 37-51 i suoi secondi 50 metri, con tutti gli atleti che nuotano dalla 1 alla 6, classe 1999, più giovani Mazzurana e Capodaglio, che nuotano in settima e in ottava corsia, loro categoria ragazzi nati nell'anno del 2000. Siamo alla virata dei 150 metri, ancora Modenese al comando, vicinissimi però sempre Paolo Casari, sono loro due probabilmente a contendersi la vittoria dei 200 rana ragazzi maschi. Ultimi 25 metri di gara ormai, 37,93 per Modenese, 38,07 per Casari, i terzi 50 metri, ma siamo all'epilogo, alle ultime fatiche, alle ultime bracciate per questi due atleti. Casari in 2, Modenese in quarta corsia, dovrebbe essere Paolo Casari ad aggiudicarsi questi 200 rana con il tempo di 2:26:37. In seconda posizione c'è Alex Modenese, 2:27:26, e poi Tommaso Toniolo alla terza piazza.